Associazioni scolastiche cooperative. Da 5 anni vengono proposte nel territorio veneto grazie a Direcop Veneto, l'ente di formazione di Conf Cooperative in collaborazione con le banche di credito cooperativo e naturalmente le scuole. Il progetto si chiama Coop Attiva. Coglie tutte quelle opportunità per trasmettere, partendo proprio dalla scuola, quei valori della cooperazione che possono aiutare la costituzione di nuove cooperative un domani in cui i ragazzi escono dal mondo della scuola e che comunque contribuisce anche a formare quella mentalità di collaborazione, di responsabilizzazione da parte dei componenti e possa aiutare anche a formare quel senso civico per i cittadini del domani. Ai ragazzi viene spiegato in tutto e per tutto cos'è una cooperativa e come funziona l'attività e l'amministrazione della stessa. Tutto il resto è farina del loro sacco. Si parte da un'idea progettuale che viene condivisa con loro, si struttura un percorso in classe di alcune tappe all'interno delle quali possiamo integrare sia gli apprendimenti che sono tipici della formazione didattica, della proposta del piano formativo, e al contempo si integrano anche input che arrivano invece dall'esperienza lavorativa, dal mondo del lavoro, dal mercato. Nel nostro progetto inseriamo degli interventi anche esterni per far conoscere come è strutturata una cooperativa, quali sono i principi e i valori che la guidano, qual è il riferimento e la particolarità di essere impresa collettiva. Invitiamo anche la testimonianza di un cooperatore, questo proprio per dar voce al concreto vissuto di una persona che si mette in gioco in ambito cooperativo. Una serie di linee guida, i principi, i valori della cooperazione, delle regole, quindi lo statuto, fare l'atto costitutivo, però poi sono loro che si devono attivare rispetto alla definizione dell'idea imprenditoriale, provare a fare un business plan sostenibile, definire i ruoli, quindi poi attivamente ci sono delle candidature, si fanno delle votazioni. Da un punto di vista imprenditoriale provano proprio a riuscire a costruire un qualcosa e anche a vedere se poi da un punto di vista di marketing, di vendita eccetera può esserci un mercato che è in grado di accogliere e poi di acquistare anche quindi questi prodotti. Dall'altra parte un'altra cosa molto importante è la sperimentazione del raggiungere un obiettivo in gruppo, del decidere le cose insieme, quindi la parte bella e anche la parte più complicata e più difficile della democrazia. E attraverso questo imparano soprattutto a gestire l'aspetto principale della cooperazione, che è una testa, un voto, che è mettere insieme le idee e le proposte e il lavoro per poi dividere quello che ne esce come utili fra le varie persone. È stato importante fare acquisire a loro una mentalità appunto che non fosse sempre legata al profitto e questo è il valore aggiunto probabilmente di questa iniziativa. Altro requisito a cui risponde il progetto è quello dell'alternanza scuola-lavoro, quanto mai attuale e importante per le scuole. E quindi questo fa ben sperare perché l'esperienza cooperativa possa entrare a pieno diritto proprio anche nel percorso formativo delle scuole. C'è un altro tema che dobbiamo affrontare come scuole del Veneto: dobbiamo creare i nuovi imprenditori, perché abbiamo grandi imprenditori del passato, dobbiamo trovare la nuova classe dirigente del Veneto e la forma della cooperazione è la prima forma di autoimprenditorialità. E questi sono i primi risultati. Siamo scuola d'arte, pelletteria e quindi facciamo borse principalmente, poi abbiamo iniziato a fare anche cinture, braccialetti, astucci, un po' di tutto in modo da ampliare le nostre conoscenze. La nostra è una cooperativa che è già il secondo anno che è in vita e si tratta di una cooperativa che eroga il servizio dell'insegnamento del primo soccorso e l'utilizzo del defibrillatore automatico esterno. La nostra idea, in un mondo che è sempre più tecnologico, è quella di inserirci nel mercato dei telefoni e più specificamente quello degli accessori dei telefoni. E quindi abbiamo deciso di fare cover, cioè comprarle, personalizzarle, tutto fatto a mano, con le nostre mani quindi. E siamo riusciti a ottenere un finanziamento da una banca di Vicenza e quindi abbiamo fatto anche un'analisi dei costi e quindi adesso dobbiamo solo partire. Oggi da Muro è stata un'idea un po' originale rispetto al solito. Allora abbiamo proposto di fare un talent show
e con il nostro PowerPoint dimostreremo quello che abbiamo fatto. Beh, innanzitutto ci siamo uniti come classe, abbiamo imparato a collaborare e anche ad apprezzare le caratteristiche che ognuno di noi ha. Realtà cooperative inserite nel territorio in tutto e per tutto, anche guardando al benessere dello stesso. A tutte le cooperative scolastiche nel progetto viene richiesto di devolvere una parte del ricavato a soggetti o enti a loro scelta del territorio che necessitano di aiuto. 15 euro se vengono acquistati singolarmente e noi proponiamo anche alle classi di acquistarli ad un prezzo simbolico di €1. Ovviamente parte del ricavato andrà devoluto alle associazioni Linfa di Vicenza per la lotta contro i tumori. E il futuro, dopo questa prima esperienza scolastica di cooperazione, potrebbe essere anche quello di far diventare la cooperativa scolastica un soggetto lavorativo a tutti gli effetti. Restare comunque uniti e portare avanti questa esperienza trasformandola in qualcosa di più grande e serio. Anche perché crediamo che oltre a un insegnamento di un tipo di lavoro aziendale abbiamo anche l'onore e l'onere di avere tra le mani un servizio che potrebbe salvare una vita. È sicuramente una via alternativa in un momento di crisi come questo, è una seconda possibilità. Devo dire che siamo stati investiti da molte aziende che ci hanno richiesto di fare gadget per i loro dipendenti, di fare qualche tipo di attività appunto sfruttando le abilità manuali dei ragazzi, e sarà il caso di passare a una cooperativa vera e propria.